Scopri la nuova linea di trattamento Dermolab in tutti i nostri negozi Tigotà. Centro Benessere Columbus, centro specializzato e qualificato a vostra completa disposizione per trovare la giusta risposta ad ogni esigenza del vostro corpo. Piscine Columbus. Qui, oltre ai numerosi trattamenti di bellezza viso e corpo proposti, potrete associare rilassanti sedute in saune finlandesi e bagno turco in un ambiente esclusivo. Trascorrere piacevoli giornate tra le calde acque termali delle piscine e vasche idromassaggio, assaporando la meravigliosa sensazione di star bene con il proprio corpo e la propria mente, ritrovando energia e vitalità. Aperto tutto l'anno, anche a fino a tarda sera. Piscine Columbus, Abano Terme Padova. Per informazioni telefono 049 8601 555 o 049 8600 744. Amici di TV Città, è lunedì e dunque siamo tornati con questo lunedì purtroppo particolarmente triste, perché è il seguito di quanto accaduto nel weekend. Ormai saprete perfettamente, insomma, la tragica scomparsa di un ex giocatore di Padova e Vicenza che militava nel Livorno, cioè per Mario Morosini, che durante la partita di Pescara purtroppo per un arresto cardiaco è mancato e purtroppo sono stati inutili tutti quanti i soccorsi. Molto difficile parlare di calcio in questa serata dopo 2 giorni di silenzio o comunque, insomma, di faticoso ritorno alla realtà. Abbiamo scelto di stravolgere la scaletta della nostra abituale trasmissione con 2 ospiti che ringrazio personalmente per essere intervenuti, perché non sono 2 addetti ai lavori per quanto riguarda l'aspetto tecnico, perché avevamo in programma ovviamente altri tipi di discorsi calcistici. Questa sera parleremo di quello che è successo. Avevo saputo presentare il medico sociale del il dottor Giovanni Ragazzi. Buonasera Giovanni. Buonasera. Grazie di essere intervenuto. E vado a presentare anche cardiologo e specialista in medicina dello sport e poi anche con un ruolo nella FIGC per il settore giovanile, ex medico di Padova e Cittadella, insomma una persona che se ne intende. Maurizio Garnier, buonasera. Buonasera, grazie. Grazie appunto ad entrambi, mentre vediamo intanto scorrere i risultati di questo weekend che purtroppo ovviamente si è segnalato per ben altri argomenti. Per tutta la giornata odierna si sono verificate tutta una serie di situazioni che, per cercare di capire quella che è in effetti la situazione di Morosini e di come quello che si è creato nel corso della partita con il Pescara, non c'è ancora una risposta definitiva. Giovanni, proviamo a far capire che cosa sia accaduto. Tu hai avuto Morosini lo scorso anno come giocatore all'interno della rosa del Vicenza, hai un passato anche tu nel Padova, non nell'anno in cui Morosini fu qui nella città del Santo, però insomma un giocatore che conoscevi, un ragazzo che conoscevi. Conoscevo molto bene dal punto di vista sia professionale che umano, perché a Vicenza è stato in 2 annate differenti. Lo scorso anno è arrivato in prestito dall'Udinese a gennaio, se non ricordo male, dall'Udinese, invece in precedenza aveva fatto 2 anni interi con noi. Dal punto di vista umano non posso che avere di lui un ricordo stupendo, perché era un ragazzo veramente inappuntabile dal punto di vista professionale e umanamente era una persona squisita. Aveva un sorriso profondissimo, degli occhi luminosissimi, estremamente sempre molto riservato, ma nel contempo anche molto, molto fiducioso, molto aperto negli altri. Era una persona che vorresti avere in ogni squadra, e non sono parole retoriche dettate dal momento, perché così io l'ho vissuto e così credo l'abbia vissuto chi l'ha avuto. Dal punto di vista professionale non c'erano mai stati segnali di nessun tipo, aveva sempre superato al primo impatto qualunque visita sportiva, non aveva mai avuto bisogno di indagini cardiologiche o qualunque tipo di indagine suppletiva e non aveva mai avuto nessun tipo di manifestazione di nessun genere durante la sua permanenza a Vicenza. Senti, si sono dette tante cose in questo weekend
anche in queste ore, che possono essere state le responsabilità da parte di chi ha ritardato i soccorsi, oppure del fatto che non ci fosse un defibrillatore in campo, però si è anche sottolineato, giustamente a mio avviso, come l'Italia sotto questo profilo sia all'avanguardia rispetto anche ad altri paesi europei nella prevenzione, in tutto quello che è poi anche il percorso di un calciatore che poi diventa professionista. Ci sono diversi esempi di giocatori che non sono stati dichiarati idonei in Italia e che poi sono andati all'estero, dove le norme sono molto meno rigide. Certo. Ma, credo che su questo aspetto poi dopo faccio intervenire anche Maurizio. Il mio collega amico Maurizio dirà sicuramente cose più qualificate di me. Quello che io posso dire è questo, che sicuramente il nostro sistema di tutela della salute dell'agonista è quanto di più avanzato e di più accurato si possa immaginare. Le maglie, a mio parere, sono particolarmente strette, certo non sono maglie che non consentono che possa sfuggire il più piccolo evento. Purtroppo sono eventi sempre drammatici, però nell'ambito di una tutela sanitaria espletata con estrema scrupolosità ed estrema avvedutezza. Esprimersi su quello che si è visto è sempre ingeneroso, perché la conoscenza diretta solo può fare capire. La mia sensazione è stata comunque quella della morte elettrica, perché il giocatore cade in un'azione non di sforzo massimale, tenta di rialzarsi e ricade come se fosse mancata proprio la corrente. Quindi emettere giudizi che sono facili giudizi da fuori credo che sia in questo momento ingeneroso e anche inopportuno. Solo i risultati dell'autopsia, che è quello che mi risulta, non hanno mostrato eventi macroscopicamente visibili per voci riportate, non sembrerebbero giustificare il decesso. Quello che mi preme sottolineare è che per esempio in molti campi, Vicenza, Padova sicuramente, c'è una situazione per fortuna estremamente accurata, attenta. Nel momento della partita, accanto alla panchina, noi abbiamo la presenza fissa di un rianimatore con un defibrillatore, e quindi io sono sicuro che nel giro di pochissimi secondi sarebbe stato possibile far intervenire il rianimatore, il quale avrebbe provveduto nel caso a defibrillare, che è l'unico intervento che può in quel momento salvarti la vita, eventualmente intubare, ma comunque i tempi sarebbero stati brevissimi. Salutiamo in collegamento telefonico e ringrazio per essere intervenuto Federico Agliardi, ex compagno di squadra di Pier Mario Morosini, proprio qui a Padova, e attualmente portiere del Bologna. Buonasera Federico. Buonasera a tutti. Prego la regia di alzare il ritorno perché non si sente in studio Federico. Eccolo che adesso arriva. Federico, grazie per il tuo intervento. Siamo con due medici, Giovanni Ragazzi e Maurizio Varnier, con cui stiamo discutendo insomma di quello che è accaduto a Pier Mario Morosini. Volevo domandarti come hai preso tu questa tragica notizia. Era alla vigilia di una partita per quanto riguarda il Bologna, voi vi stavate preparando proprio per la trasferta di Bologna. Che ricordo hai di Pier Mario, con cui hai convissuto da compagno di squadra da gennaio a giugno, arrivando a una salvezza proprio a Trieste? Innanzitutto buonasera agli ospiti presenti in studio. Sono ancora molto toccato, molto scioccato da quello che è successo, perché sebbene abbiamo vissuto pochi mesi assieme, insomma, è difficile parlarne. Non dico ogni minuto, ma ogni 10-15 minuti che passano mi ritorna alla mente Mario e a quello che è successo, quelle immagini, tant'è che vorrei tanto che si riavvolgesse il nastro e che non fosse mai accaduto nulla. Niente, noi abbiamo appreso la notizia mentre raggiungevamo Siena, tant'è che non è che ci eravamo preoccupati più di tanto. Ho saputo da Diamanti che c'era stato un malore per Morosini, però alla fine non si era capito benissimo. Poi nulla, arrivati in albergo abbiamo saputo del decesso e niente, siamo rimasti tutti scioccati, e ritengo comunque giustissimo aver rinviato la giornata intera di campionato.
Federico, quello che volevo così domandarti in questi momenti, appunto, le parole poi lasciano spazio a mille sentimenti ed è difficile anche esprimere un proprio pensiero in questo tragico weekend che ha significato veramente un capitolo che tutti avremmo voluto veramente evitare. Io stesso, insomma, Pier Mario l'ho conosciuto sia a Vicenza che a Padova in maniera non approfondita, però insomma si intuiva effettivamente dalle parole che poi sono emerse anche dai tuoi ex compagni di squadra, da chi l'ho conosciuto, quella di un ragazzo speciale, aveva avuto un'esistenza veramente difficile, costellata di un sacco di tragedie anche familiari, eppure insomma era sempre lì, senza mai. Oggi Andrea Bovo, nella conferenza stampa che abbiamo seguito a Montegalda, tuo ex compagno di squadra, ha detto non faceva mai pesare questa sua situazione, anzi era sempre sorridente, era sempre un compagno di squadra veramente eccezionale. Sì, difatti io tengo a precisare che mai un gesto fuori posto, nel senso, nonostante le difficoltà che ha avuto, perché alla fine insomma, io Mario l'ultima volta che l'ho visto proprio a Padova in un giorno che ero ritornato e eravamo a pranzo anche assieme e insomma la situazione sua dal punto di vista professionale con l'Udinese non era molto felice, eppure lui insomma l'ha sempre affrontata con molta tranquillità e insomma aveva comunque voglia. Mi trasmetteva sempre voglia di vivere, mai un gesto fuori posto, sempre pacato, leale. Sono cose che dicono in tanti e non mi tocca che ripeterle, perché alla fine sono queste le doti che ha Mario. E, insomma, a me piace ricordarlo come se i suoi genitori e suo fratello avessero voluto richiamarlo a loro, perché qua era troppo forte, ecco, almeno mi do un motivo di pace, perché altrimenti non se ne esce, perciò mi piace ricordarlo così, perché alla fine è stato un lottatore e ci ha insegnato tanto a tutti. Federico, prima di salutarti, ecco, vorrei un ricordo anche da parte tua di quella che fu probabilmente la partita più bella da ripassare nella mente, cioè la partita di Trieste. Dopo una stagione negativa come era quella vissuta quell'anno, tutti insieme riusciste insomma quantomeno a salvare il salvabile, a salvare la categoria, che in quel momento era fondamentale, e in quella squadra c'eri tu e c'era anche lui, insomma, e riguardando le immagini di festa veramente vengono tante cose. Sì, lui aveva fatto gli ultimi 20 minuti, l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti. Insomma, abbiamo condiviso insomma, anche le gioie, i dolori e difficoltà del lavoro, e alla fine insomma lascia pensarci. Ci ho pensato anche in questi giorni, veramente a quella partita che ci ha permesso di rimanere in categoria, e pensare che abbiamo condiviso momenti del genere mi vengono veramente i brividi, però purtroppo non si può tornare indietro, e questa è l'unica cosa che mi resterà sempre dentro, e mi resterà sempre la sua voglia di lottare, nonostante le mille difficoltà che ha avuto nella vita. Insomma. Federico, ti ringraziamo tantissimo, speriamo di averti ospite qui presto, magari in un'occasione un po' più serena, un po' più felice anche. Grazie ancora per questo tuo intervento. Buonasera, buon proseguimento. Ciao Federico, grazie ancora. Grazie a Federico Agliardi. Maurizio Varnier, allora tu sei un cardiologo, sai molto bene quello di cui si sta parlando. Ecco, è un campo minato a posteriori parlare di quello che è successo, però mi ha colpito il fatto che Giovanni Ragazzi dicesse, insomma, noi a Vicenza abbiamo un defibrillatore. Si parla in queste ore proprio di renderlo obbligatorio. Ne abbiamo parlato anche insomma con diversi addetti ai lavori. Qual è il tuo pensiero su quello che è successo? Se secondo te, così da fuori, c'è stata qualche responsabilità, se quei secondi che si sono persi fuori dallo stadio per far entrare l'ambulanza potrebbero essere stati decisivi, anche se insomma voglio dire, questo lo stabilirà poi penso anche l'autopsia, quando si saranno chiare le cause del decesso. Sì, devo dire che è sempre brutto parlare a posteriori di un comportamento in questi eventi così tragici. È chiaro che in questa situazione dobbiamo avere una posizione serena, tranquilla, e dobbiamo cercare di analizzare in modo profondo quali possono essere stati gli errori
e cosa possiamo fare per far sì che queste cose non capitino più in futuro. Diciamo, la morte di un ragazzo che giocava in Serie B chiaramente ha una componente mediatica molto forte. Sicuramente non si sarebbero fermati i campionati se fosse morto un ragazzino di 14 anni in un campo di periferia, e neanche se fosse morto un dilettante. È triste dover sfruttare questa cosa, ma andiamo a fondo, cerchiamo di capire. Io ho analizzato i filmati e devo dire che noi abbiamo dei dati, un dato chiaro adesso: l'autopsia ha escluso che ci sia una cardiomiopatia, qualcosa di strutturale evidente. Quindi, come già accennato il collega, la morte è nata da un problema elettrico. Quindi una causa relativamente rara sulle principali cause di morte improvvisa in un soggetto giovane. In questi casi, in presenza di un cuore apparentemente macroscopicamente sano, l'intervento rapido di una defibrillazione avrebbe potuto avere anche un successo. Avrebbe potuto, è chiaro che parliamo nessuno può avere la certezza, nessuno può avere la certezza. Però non avendo visto in campo, in azione, un defibrillatore, questo porta sicuramente a grossi dubbi sull'efficacia del trattamento che è stato fatto durante la partita. E questo ci porta poi a pensare quanto importante può essere avere un defibrillatore, ma non solo Serie A, Serie B, che sono stati di grande cassa di risonanza, ma anche a livello dei centri principali di allenamento. E un defibrillatore costa poco, un defibrillatore può salvare la vita. Chiaramente sarebbe meglio se associato a una buona rianimazione cardiopolmonare, ma usare un defibrillatore di tipo automatico è una cosa che può usare una persona dopo un piccolo training e in qualche caso può veramente salvare una vita, e il prezzo per un defibrillatore per me vale la pena, vale una vita. Oggi sì, anche nel corso del lavoro che ho fatto per il Corriere del Veneto, che uscirà poi domani, ho preso proprio in esame questa questione del defibrillatore, che non è obbligatorio sui campi di gioco, quantomeno non lo è ancora, perché c'è una richiesta in questo senso, e chiedendo così alla fine il costo, mi è stato detto, dovrebbe essere fra i 1.500 e i 2.000 euro, certo. Ecco, una cosa di questo tipo. Sì. Ovviamente un costo limitato, se non irrisorio, per una società professionistica. Se vogliamo estendere il discorso, al CONI Veneto sono iscritte 12.000 società, quindi insomma andiamo anche a toccare veramente la base del movimento. Probabilmente 2.000 euro per una società dilettantistica non sono un prezzo insormontabile, però forse non è un prezzo così semplice da dover affrontare. Come ci poniamo, come ti porresti tu? Mi pare che ti sei già espresso in qualche modo dicendo che secondo te la spesa non è così elevata. Ma devo dire, la spesa non è così elevata, però talvolta, devo dire, trovi resistenze anche nelle grandi società nell'acquisto di un defibrillatore. Io penso che dobbiamo entrare in un'ottica che 1.500 euro in fondo non sono una spesa così elevata. Quando una società nasce, deve nascere anche con un defibrillatore. Nei nostri ambulatori ergometrici c'è un defibrillatore, tu non puoi fare un test a sforzo senza un defibrillatore. Quindi quando tu metti il defibrillatore come una condizione obbligatoria per poter fare che nasca una società, che in un campo di calcio ci sia, oltre ad esserci l'irrigazione, le porte, le bandierine, anche un defibrillatore, dovrebbe essere un punto fermo. Dovrebbe essere per me un punto fermo. Dovrebbe essere un punto fermo perché se no obiettivamente non serve, cioè non possiamo avere un'ambulanza per ogni singolo campo, però certo. Possiamo avere un defibrillatore per ogni singolo campo. Io penso che dobbiamo insistere su questa cosa, insistere poi sull'educazione scolastica dei corsi primari di rianimazione cardiorespiratoria. I ragazzini studiano tante materie, molte utili, altre meno utili, ma sicuramente sarebbe estremamente utile che già fin dalle elementari o dalle medie si imparassero i primi fondamenti per una rianimazione. Potremmo veramente con poco fare molto, io penso.
Prima di andare in pubblicità, Giovanni, io volevo domandarti questo. Ci eravamo sentiti qualche settimana fa per un episodio, tra l'altro accaduto in una serie minore, in cui si era rischiato grosso proprio, no? E mi ricollego a questo. Volevo il tuo pensiero su quanto ha detto Maurizio e sul fatto che la spinta emotiva e l'onda mediatica perché è morto un giocatore professionista e tutto quello che sta dietro adesso a questa vicenda, che insomma inevitabilmente di cui si parlerà ancora molto, ecco, non deve far dimenticare poi che effettivamente tutte le settimane nei campionati anche minori, negli sport cosiddetti minori, insomma vanno in campo tantissimi ragazzi, tantissimi atleti e tante volte veramente basterebbe una piccola accortezza, anche quella spesa, pensiamola come un investimento a cui forse dovrebbe magari provvedere o comunque contribuire anche l'istituzione, che ne so, la Regione Veneto o comunque la provincia, il comune, almeno un contributo. Io penso, hai ragione quando dici che 1.500-2.000 euro non sono un prezzo insormontabile, però io ti dico, ho vissuto anche realtà veramente dove anche 10 euro sono un qualcosa che veramente può fare la differenza. Di questi tempi qua, forse anche questo lo ritieni un problema oppure sei sulla sua stessa posizione? Sono assolutamente d'accordo. Devo anche dire, ripensando, che intanto è costato meno perché per fortuna a Vicenza è stato comprato più di qualche anno fa, quando ancora i prezzi non erano quelli a cui accennava il dottor Vanier. Devo anche dire che ho pensato con estremo orgoglio al fatto che, per quello che riguarda almeno la società che rappresento questa sera, la tutela sanitaria dell'atleta agonista è sicuramente tra le priorità, perché ogni volta che noi abbiamo chiesto qualcosa che potesse migliorare qualitativamente l'assistenza, il defibrillatore è stato uno di questi per cui abbiamo fatto la richiesta anni fa, non solo non ci è mai stato negato, ma addirittura ci è stato concesso con estrema facilità. piacere. Sì. Per cui da questo punto di vista devo dire che fa anche parte della mentalità culturale che molte società hanno e altre non hanno, e quindi anche su questo bisogna lavorare. Ci fermiamo un attimo per un breve stacco pubblicitario e per il nostro quiz, poi torniamo per la seconda parte di Padova Gol. Quale sarà il risultato esatto di Padova-Pescara? In programma venerdì 20 aprile alle 20:45 allo Stadio Uganeo. Il primo telespettatore che lo indovinerà vincerà un bellissimo paio di scarpe della Lotto. Scopri la nuova linea di trattamento Dermolab in tutti i nostri negozi Tigotà. Centro Benessere Columbus, centro specializzato e qualificato a vostra completa disposizione per trovare la giusta risposta ad ogni esigenza del vostro corpo. Piscine Columbus. Qui, oltre ai numerosi trattamenti di bellezza viso e corpo proposti, potrete associare rilassanti sedute in saune finlandesi e bagno turco in un ambiente esclusivo. Trascorrere piacevoli giornate tra le calde acque termali delle piscine e vasche idromassaggio, assaporando la meravigliosa sensazione di star bene con il proprio corpo e la propria mente, ritrovando energia e vitalità. Aperto tutto l'anno, anche fino a tarda sera. Piscine Columbus, Abano Terme Padova. Per informazioni telefono 049 8601 555 o 049 8600 744.
Seconda parte di Padova Gol, bentornati gli amici di Telecittà, siamo in compagnia di due medici che agiscono da anni nel campo dello sport, con cui si sta parlando della tragica scomparsa di Pier Mario Morosini. Si è parlato di defibrillatori, di tante cose, insomma, in questi primi 20-25 minuti in cui siamo stati assieme. Proseguiamo il discorso anche nella seconda parte con Maurizio Varnier. Mi pare di aver capito che pur con molta prudenza tu abbia un po' fatto notare come a Pescara forse si sarebbe potuto fare qualcosa di più, o comunque che con un certo tipo di intervento ci sarebbe stata qualche chance in più per evitare questa tragedia. Tra l'altro una tragedia che si era sfiorata anche in Inghilterra qualche settimana fa, e invece per la quale si è arrivati a una soluzione in extremis, anche forse grazie alla prontezza e anche di chi poi doveva intervenire. Ma devo dire, le linee guida dicono che una volta che si è accertato che il paziente è in arresto cardiocircolatorio, bisogna iniziare quanto più prima possibile una rianimazione cardiopolmonare, soprattutto basata principalmente sul massaggio cardiaco e anche sulla respirazione bocca a bocca, oppure con ambu, ma nel frattempo va immediatamente chiamato una persona che porti il defibrillatore, perché il defibrillatore è il salvavita. I filmati erano quelli che sono, me li sono guardati, la sensazione è che il massaggio sia iniziato dopo 1 minuto e una quarantina di secondi. E devo dire, è vero che nei primi 15-20 secondi ho visto le gambe di Morosini ancora muoversi, quindi probabilmente l'arresto è iniziato più tardi. Poi ha avuto quei brevi tratti convulsivi che possono essere sia dovuti a un evento cerebrovascolare, un ictus, un'emorragia, come potrebbero essere dovuti, ma benissimo, a un'aritmia cardiaca con una ridotta perfusione del cervello. Io non ho visto defibrillatori in campo, ho visto poi la barella che trasportava il ragazzo verso l'ambulanza con dell'ossigeno, che obiettivamente una persona che non respira ha un'azione più cosmetica che altro, e a differenza invece di quello che era successo in Inghilterra, dove quello, anche se non si vedono i filmati, quello che ho letto è che l'hanno defibrillato in campo a lungo, e addirittura 17 volte qualcuno dice, e la persona è ancora viva. Allora non è detto che seguendo esattamente le linee guida avremo salvato il povero Mario, però sicuramente non sono state rispettate per me. Beh, insomma, dici qualcosa anche di molto importante. Buonasera al presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. Buonasera Gianfranco. Buonasera. Siamo con due medici, in particolare con Maurizio Varnier, che è cardiologo, e anche con Giovanni Ragazzi, che è il medico sociale del Vicenza Calcio. Abbiamo parlato anche della questione defibrillatore, Gianfranco, nel pomeriggio, insomma, ci siamo sentiti anche per altri motivi, io e te, per un articolo che uscirà domani sul Corriere del Veneto, e insomma si è parlato di questa questione del defibrillatore. Tu mi hai parlato di una spesa di 1.500-2.000 euro, dicendoti favorevole sul fatto, insomma, che si possa dotare, che si possa renderlo obbligatorio, sottolineando anche il fatto che se per una società professionistica o comunque di medio livello è una spesa praticamente irrisoria, per le società dilettantistiche, comunque quelle che si basano quasi tutto esclusivamente sul volontariato, è una spesa magari un po' più importante. Qui i medici presenti invece sottolineavano come sì, sia una spesa importante, ma non troppo considerata il valore di questo strumento. Volevo un po' confrontarmi anche con te e con loro, insomma, su quello che pensi. Ma sì, certamente è importante, perché la scienza ha fatto molto migliorata, e quindi le ricerche eccetera, però voglio dire che ci sono società le quali vivevano con piccoli contributi dei comuni, della provincia, anche del CONI, con i tagli completi che ci sono stati in questo settore, certamente sono rimasti solo con l'aiuto del volontariato, dei loro soci, dei genitori. Periodi di crisi come questa, in cui molte famiglie fanno fatica a mandare i figli a fare sport, a pagare la quota che si deve pagare, credo caricarli anche di una spesa di questo genere non credo che sia giusto. Credo che dovrebbe essere il settore sanità che dovrebbe dotare
su richiesta tutte quelle società sportive che svolgono attività, come si dice, nei campi, nelle palestre, eccetera. Credo che deve essere un discorso sociale questo, oppure dare un contributo sempre controllato, cioè non deve essere, ma non caricare sempre sul volontariato. Questo è un po' un discorso che si dovrebbe fare, insomma, ecco. Gianfranco, quindi insomma mi pare di capire insomma che tu voglia quantomeno sottolineare come almeno una parte della spesa dovrebbe essere comunque sostenuta dalla regione, dal comune, dalla provincia in Sì, modo da investire su questo. Perché se si rende obbligatorio, la società che non ha più nessun aiuto dalla collettività, che vuol fare attività sportiva, ha due strade solo: quello delle sponsorizzazioni oppure degli sponsor, eccetera, che sono sempre più difficili perché è un momento di grande crisi, oppure di caricare sulle famiglie dei propri atleti. Credo che in questo momento, siccome questi servono per la salute dei nostri giovani e dei meno giovani, ma per la loro salute, per la loro salvaguardia, per salvarli da casi come quello che è avvenuto sabato, credo che il dare la possibilità di avere in campo un defibrillatore deve essere un'attività sociale, non un'attività che si carica sempre coi soliti, soliti noti, che sono i volontari, gli appassionati, quelli che si dedicano allo sport dei nostri figli, dei nostri nipoti. Giovanni, io volevo coinvolgere anche te sul discorso che ha fatto Gianfranco Bardelle, vorrei allargarlo anche un attimo. Spesso e volentieri in epoca di tagli alla fine lo sport è penalizzato, eppure una recente ricerca statunitense ha dimostrato che per ogni dollaro speso e investito sullo sport se ne risparmiano 3,5 di salute pubblica, perché insomma effettivamente è un discorso che per un medico è basilare, è fondamentale e scontato, invece pare che a chi deve amministrare i freddi numeri non torni proprio questo discorso. È un problema che è estremamente diffuso anche in molti altri aspetti della sanità, in cui la spesa per la prevenzione sembra sempre una spesa gettata lì, buttata via, mentre altre volte è in grado invece, spendendo una lira oggi, un euro oggi, di non spenderne 3 domani. Io credo che ci siano altri 2 aspetti. È ben vero che le spese per le attività ludiche gravano sempre sui soliti volontari, è anche vero che nascondersi dietro un dito, facendo finta di non sapere che molte delle società dilettantistiche per esempio hanno dei rimborsi da capogiro a volte ai loro giocatori in eccellenza, in prima categoria, e per questo il soldo si trova sempre. C'è anche un altro aspetto che mi piacerebbe sottolineare, che è questo. Maurizio Varnier è un cardiologo e ha a che fare con i ragazzini. Io da medico di medicina generale, quando devo fare un certificato di idoneità non agonistica per un ragazzino che non rientra ancora nelle categorie per le quali è richiesto il certificato agonistico, mi chiedo che cosa serve quel mio certificato in cui io visito il bambino, il ragazzino, e gli do un'idoneità all'attività non agonistica senza essere obbligato a fargli nemmeno un elettrocardiogramma. Sono spese, pezzi di carta che noi emettiamo, che secondo te hanno poco valore, che secondo me non hanno nessun valore. E credo che il dottor Varnier, che ha a che fare con i ragazzini, sa benissimo come le cardiopatie aritmogene più frequenti, la sindrome di Martini-Brugada, la malattia aritmogena del ventricolo destro, il Wolff-Parkinson-White, tutte queste malattie che poi possono avere un corrispettivo drammatico di morte improvvisa sul campo di gioco, hanno un punto di origine solo ed esclusivamente strumentale elettrocardiografico. Se io non lo faccio non mi sento in nessun momento di tutelare la salute del mio giovane calciatore, però comunque la normativa prevede questo e facciamo finta tutti che questo vada bene, sapendo benissimo che non va bene. Maurizio. Sì, io sono perfettamente d'accordo con Gianni. Recentemente, un anno fa, parlando anche con l'Associazione di Medici Pediatri di Padova, abbiamo pensato l'idea di introdurre per la visita di idoneità all'attività sportiva non agonistica l'esecuzione di un elettrocardiogramma, proprio basato su studi fatti anche a Padova, in cui da quando noi abbiamo introdotto l'elettrocardiogramma
come misura di screening e di prevenzione per la morte improvvisa. Abbiamo ridotto dall'82, quando è stata fatta la legge in Italia, fino al, pare lo studio andava avanti oltre il 2000, del 90% i casi di morte improvvisa, portandoli quasi allo stesso livello rispetto alla popolazione che generale. Sappiamo che l'esercizio fisico acuto è un piccolo fattore di rischio per la morte improvvisa, che avviene però in soggetti che hanno una patologia cardiaca, e l'elettrocardiogramma può evidenziare non tutte, ma una buona parte delle patologie. E diciamo l'ECG è semplice, facile, costa relativamente poco. Io penso che dovrebbe essere inserito. Questo è un discorso che si fa a livello mondiale. Gli Stati Uniti non la pensano così, noi a Padova la pensiamo così, e anche in Italia, e portiamo i nostri dati. Però bisogna dire che ci sono stati importanti come gli Stati Uniti dove non fanno l'ECG e si basano solo su un'anamnesi, su una storia clinica del paziente, su un esame obiettivo. E secondo loro il costo non varrebbe i benefici. Però l'ECG non solo previene una morte improvvisa, talvolta evidenzia una patologia che magari non porta a morte, ma porta a conoscenza da parte del paziente di una patologia che se non fosse stato fatto con l'ECG non sarebbe mai stata conosciuta. Gianfranco, prima di salutarti, ecco, hai ascoltato il parere dei nostri due ospiti, volevo domandarti, è stato fatto notare come ci sia stata una forte spinta emotiva dalla morte di un calciatore professionista, ma tu conosci bene la realtà di 12.000 società iscritte al CONI Veneto, e la stragrande maggioranza di queste sono infinitamente più piccole, e magari se succede qualcosa a qualche altro ragazzo infinitamente meno famoso, la cosa non dico che passi sotto silenzio, ma quasi. Ecco. Come possiamo concludere insomma questo ragionamento che è stato fatto assieme, e da cosa ripartire cercando che in qualche modo questa morte non sia vana? Ma io devo dire una cosa, che in Italia la prevenzione nel campo sportivo degli atleti eccetera è molto all'avanguardia. Sono d'accordo con quello che è stato detto, che oltre che la ricerca c'è da parte della medicina sportiva, e quindi il rilascio anche dell'esame della medicina sportiva agli atleti è all'avanguardia. In altri stati non viene nemmeno presa in considerazione, da noi è obbligatoria, quindi dobbiamo anche pensare, valutare questo, prima di tutto la salvaguardia dei nostri giovani attraverso questo rilascio del certificato di idoneità all'attività agonistica, che è validato poi dalla regione, nel nostro campo della regione Veneto, della regione Veneto. Questo è molto importante. Come dico, in altri stati non viene neanche preso in considerazione. Diciamo che quello che è successo sabato indubbiamente ha un po' sconvolto tutti, anche perché questo ragazzo fa parte di quello della sua famiglia, di tutto l'insieme, e come è venuto in un campo in cui c'era una partita professionistica, quindi vista da milioni di persone. Ecco, certamente, però io devo dire che sono casi per fortuna rari, perché i nostri medici sportivi, il rilascio del certificato di idoneità sportiva garantisce ancora una forte, come si dice, salvaguardia dei nostri atleti. Certamente dobbiamo sempre di più migliorare, dobbiamo renderla veramente obbligatoria, dobbiamo fare tutte quante quelle visite che servono a far conoscere poi. Purtroppo il destino che abbiamo nella nostra vita ci ha portato via Gianmarco, e questo dispiace enormemente, però anche questo dimostra invece che nel nostro campo sportivo i medici sportivi, la federazione medico-sportiva, i medici rilasciano con coscienza questi certificati. Questo lo devo dire. Ecco. Grazie Gianfranco del tuo intervento, Grazie. A risentirci nelle prossime occasioni. Grazie ancora. Ciao, buon lavoro. Mi pare, Giovanni, un po' che questo ragionamento che è stato fatto, mi pare di capire dalle tue parole, che però tu un po' metti un punto fermo in negativo sul fatto sui certificati di attività agonistica, perché a tuo parere... agonistica.
Sì, cioè non agonistica perché a tuo parere non servono assolutamente a niente o comunque a poco se non a nulla. Non tutelano assolutamente. Dal mio punto di vista, io oltre a fare il medico dello sport svolgo attività di medico di medicina generale, per cui ho anche l'altra faccia della medaglia. Io trovo che due buchi neri siano nella prevenzione dei bambini che non hanno, dei ragazzi che non hanno ancora l'età per avere necessità per giocare del certificato di idoneità agonistica, e poi per contro tutta quella miriade di atleti o ex atleti che continuano a fare un'attività senza più nessun controllo, che vanno nelle palestre, che giocano a tennis, che giocano a calcetto e che per i quali, pur effettuando un'attività di fatto agonistica, perché poi anche la partita a tennis con l'amico diventa comunque una partita appunto quindi di tipo agonistico, ma lì la tutela viene persa completamente. Mi avete fatto venire voglia di andare a farmi un elettrocardiogramma, perché nei prossimi giorni... Da sforzo. Da sforzo, sì. No, effettivamente, perché poi così se ne è parlato anche a livello molto informale, io ovviamente non ho le vostre conoscenze, però insomma ci sono tanti casi poi in cui basta un colloquio, un elettrocardiogramma, insomma, per scongiurare oppure per approfondire determinate patologie, insomma, perché molto spesso poi c'è anche l'ignoranza che purtroppo nell'attività di base entra in gioco. Maurizio. Spesso anche fattori economici. Sì, no? anche fattori economici, devo dire, in questo periodo in cui i ticket sicuramente sono lievitati e quindi anche per cioè per le famiglie la visita di idoneità. Beh, diciamo che il Veneto ha mantenuto la gratuità per il rilascio per i soggetti minorenni fino ai 17 anni di età, fino all'età che è minorenne. C'è un vuoto per quanto riguarda l'attività sportiva non agonistica che lascia un po' perplessi, perché chiunque ha un'esperienza personale, siamo nel calcio, ma di quanto si può impegnare un ragazzino dai 6 agli 11 anni, che è una fascia di età in cui non è ancora prevista la certificazione all'attività sportiva agonistica, dove in certe società, il Calcio Padova fanno 3 allenamenti, devo dire con un'intensità elevata, ma anche altre società almeno 2 volte alla settimana si allenano con intensità molto forti più la partita. E questo, non avendo fatto un elettrocardiogramma, e questo vorrei spendere, magari potrebbe essere fatto più un elettrocardiogramma al momento dell'iscrizione con il tesserino federale, il momento che uno entra almeno inizialmente, dico, non sarà come farlo tutti gli anni, ma almeno una minima idea della situazione elettrica di questo cuore, di questo bambino, lo avremo e aiuterebbe anche il pediatra in questo caso, perché di fronte a un ECG normale, con una situazione che non cambia da un punto di vista sintomatologico, saremmo più tranquilli. Di fronte invece a un ECG che presenta qualche patologia, farebbe sì che questo ragazzino verrebbe controllato anche negli anni successivi. Siamo in chiusura, io volevo fare una domanda a entrambi, una domanda insomma, perdonatemi magari se può essere anche sbagliata nel contenuto. Guardando la storia di Pier Mario Morosini si è visto che, mi pare di aver capito, che il padre è morto di infarto. Ci può essere stata, secondo voi, una predisposizione o comunque un cuore che in qualche modo geneticamente o comunque una struttura personale fisica che possa avere in qualche modo favorito questo tragico epilogo? Il substrato genetico in molte malattie è alla base, no, delle cardiopatie ritmogene sicuramente. Mi permetto di dire, senza scendere in dettagli che probabilmente non sarebbero delicati nei confronti né di Mario né della sua famiglia, che il padre è deceduto per altra causa. Vedi, alla fine infatti l'ho dato con prudenza. A quello che so io è che è una notizia diretta raccolta da lui. Che poi lui sapesse, fosse perfettamente al corrente, posso anche pensare di no, però sicuramente non c'era una cardiopatia nel padre. Sì. Sempre per notizie sue, c'è stata una malattia cardiaca nella madre in età non giovanissima, certo, per carità. Però sicuramente nelle malattie aritmogene, e il dottor Vanier sicuramente potrà confermare e dire più di me, sicuramente un substrato genetico nelle cardiomiopatie aritmogene c'è sempre.
non sempre di tipo ereditario, ma di predisposizione di substrato. Maurizio, tu lei un po' quell'anno lì stavi uscendo dal calcio Padova, per cui non l'hai visitato direttamente, perché è stato proprio un passaggio. Non l'ho conosciuto, per cui io posso solo leggere le cose posso fare un commento sulle cose che leggo sui giornali. È chiaro che il padre è morto giovane di infarto, sbaglio? No, il padre è morto per altra causa. Ah, per altra causa. Almeno allora, secondo il suo ricordo. Infatti ho detto con prudenza, ho detto questo perché poi circolano notizie che sono difficilmente verificabili poi per tutta una serie di motivi. Allora, io posso essere fedele sul mio ricordo, certo, infatti su quello che ho scritto. Mi fa piacere che tu abbia detto qualcosa di parole. Certo. Sì, è chiaro che nella nostra storia clinica del paziente noi chiediamo sempre se ci sono state morti improvvise al di sotto dei 50 anni o anche dei 60, diciamo i 50 anni per linea guida. Quando c'è una morte improvvisa che non riguarda proprio i genitori, ma anche cugini, zii, fratelli, eccetera, è chiaro che ci allarmiamo, perché sicuramente un background, possiamo sospettare un background genetico che possa predisporre allo stesso evento. Però da questo non sappiamo poi nulla, tranne che l'autopsia non ha dimostrato una lesione macroscopica evidente. Bisogna approfondire il discorso. Giovanni, una cosa velocissima, siamo in chiusura. Velocissima. Mi preme sottolineare che proprio da questo punto di vista del substrato genetico, proprio qui il Veneto ha avuto dei luminari in questo campo. Sì. Dal professor Tiene, anatomopatologo di fama mondiale per quello che riguardava la patologia, il professor Nava, la cardiologia del dottor Varnier, cioè ci sono state la cardiologia del dottor Bortolo Martini, no? Che è stato uno dei professor Corrado, il professor Corrado, quelli che ci sono, cioè veramente non casualmente. Abbiamo fatto scuola a livello mondiale su queste cose. Speriamo che questo serva nel prossimo futuro. E mi scuso se mi dimentico qualcuno, ma sono talmente tanti che sicuramente abbiamo una miniera alle spalle di strutture e di persone straordinariamente brave. Io vi ringrazio per il vostro intervento, do appuntamento ai telespettatori di Telecittà di Padova Gol a lunedì prossimo, sempre alle ore 20, sulle nostre frequenze, sul canale 73 del digitale terrestre. Il programma potrà essere visualizzato in replica alle 23.05 su Taxi TV, canale 683 del digitale terrestre. Ci potete seguire anche per tutta la settimana sul nostro sito web www.padovagol.it. Grazie Giovanni Ragazzi, grazie a Maurizio Varnier per il vostro intervento. A risentirci alle prossime occasioni e un buon proseguimento con i nostri programmi. Scopri la nuova linea di trattamento Dermolab in tutti i nostri negozi Tigotà. Centro Benessere Columbus, centro specializzato e qualificato a vostra completa disposizione per trovare la giusta risposta ad ogni esigenza del vostro corpo. Piscine Columbus. Qui, oltre ai numerosi trattamenti di bellezza viso e corpo proposti, potrete associare rilassanti sedute in saune finlandesi e bagno turco in un ambiente esclusivo. Trascorrere piacevoli giornate tra le calde acque termali delle piscine e vasche idromassaggio, assaporando la meravigliosa sensazione di star bene con il proprio corpo e la propria mente, ritrovando energia e vitalità. Aperto tutto l'anno, anche fino a tarda sera.
Piscine Columbus, Abano Terme Padova. Per informazioni telefono 049 8601 555 o 049 8600 744.